E quindi sì, strano ma vero, l'Enoteca Pinchiorri, che è enoteca di nome abbiamo detto, ma cucina di fatto, vince il premio per il migliore piatto, mentre invece, visto che si sta allontanando Pietro Lehmann, che col suo ristorante Gioia ha vinto invece come migliore cantina dell'anno, quindi le cose sono un po' Carta dei cambiate. vini. Migliore carta di vini. Sì, bisogna specificare. Vabbè, sempre un ottimo riconoscimento, No, è un comunque, grandissimo. quindi, perché chiaramente l'Enoteca Pinchiorri, insomma, il fatto di carta di vini l'avrà già vinto e stravinto. Siamo stati i primi, credo. Poi chiaramente, come la migliore cuoca, chiaramente quest'anno è la numero 2, la numero 3, la numero 4 in base alle edizioni, perché poi uno viene escluso e non è che può vincere l'anno successivo. Allora questo piatto che ha È vinto... un piatto che nasce in team, dove tutti quanti ci mettono qualcosa, noi lo racchiudiamo insieme in un libro e poi lo proponiamo ai clienti. È un piatto toscano, perché comunque ha profonde radici toscane, il piccione, il brodo, le spezie, i mercati, dunque è profondamente toscano e saporito, ma allo stesso tempo contemporaneo e moderno. Quindi è un piatto in carta, un piatto che l'avete tolto dalla carta? No, l'abbiamo proprio messo in questo momento per onorare anche chi ci ha dato questo premio, per poter dare il modo di assaggiarlo agli avventori che vengono all'Enoteca. Quindi è un piatto che comunque ha avuto anche dei riscontri del pubblico, è piaciuto solo a Vizzari. No, È piaciuto a tutti poi alla fine. Ecco, quindi è il piatto forte dell'Enoteca Pinchiorri. Ma io mi È chiedevo, uno dei piatti. è uno dei piatti, ma io mi chiedevo, uno che viene all'Enoteca Pinchiorri entra e dice io voglio mangiare un piatto. Mangio un piatto. Prende la carta, sceglie, può scegliere anche un piatto. Quindi è possibile. Certo. Fattibilissimo.